Buongiorno e ben trovati, edizione di Focus TG in questo sabato 15 marzo. Tanta cronaca, naturalmente andremo tra pochissimo a Piazzola sul Brenta per i funerali di Franco Bergamin, vittima dell'omicidio di Limena, per il quale, lo sapete, c'è già un arrestato reo confesso, ma parleremo anche di sicurezza stradale, purtroppo di pirati della strada. Torneremo per quanto riguarda il Vicentino sui provvedimenti per l'ordine pubblico in città, ordine pubblico che sarà messo alla prova anche a Padova nel pomeriggio per la manifestazione, il corteo di Casa Pound e naturalmente tutte le operazioni di contenimento di eventuali contestatori di questo corteo, e poi a Bassano di nuovo per il Tribunale. Allora cominciamo subito con collegarci in diretta con Chiara Gaiani e Francesco Ratai, che si trovano a Piazzola sul Brenta, dove hanno seguito i funerali di Franco Bergamin, l'80enne ucciso in casa. A te Chiara, buongiorno. Sì Lina, buongiorno ai telespettatori. Ci sono proprio il rintocco delle campane di mezzogiorno qui in piazza San Giorgio. Alle mie spalle la chiesa di San Giorgio a Tremignon di Piazzola sul Brenta, dove i funerali di Franco Bernardo Bergamin si sono conclusi circa un'ora fa. Lo dicevi, grande la commozione di questo paese dove Franco aveva vissuto fino a pochi anni fa. C'erano infatti circa 500 persone all'interno della chiesa a testimoniare la frase che c'era nell'epigrafe, anche la leggiamo insomma dal ricordo di Franco che viene lasciato a chi ha partecipato: ho lasciato la vita terrena per un luogo pieno di colore e festa come ero io. E la sensazione che abbiamo avuto io e anche il collega Francesco Ratai a seguire questo momento di saluto è stato proprio quello che ci fossero tanti amici, tante persone che lo avevano conosciuto, che ne avevano apprezzato anche la bontà d'animo per stringersi attorno alla famiglia di Franco e in particolare alle sorelle Rosanna e Bernadetta, che erano in chiesa. Ricordiamo tra l'altro che a scoprire il 5 marzo il corpo senza vita di Franco Bergamin era stato proprio l'interessamento di una delle due sorelle, il cognato Gianni. Si era recato nella casa di Limena per cercare di capire come mai da una decina di giorni non lo avessero più sentito, che fine avesse fatto, ed è stato proprio da lì che poi con i vigili del fuoco e carabinieri si è entrati nell'appartamento, trovando il suo corpo ormai senza vita da almeno una decina di giorni, perché le indagini hanno appurato che l'omicidio è avvenuto il 22 febbraio all'interno di sacchi di plastica. Da lì poi è partita appunto la ricerca della persona che condivideva la casa da qualche tempo con Franco Alessio Battaglia, che come dicevi è stato arrestato poi a Monfalcone e adesso è in carcere a Padova e ha confessato il delitto. Una celebrazione molto semplice, quella per dare l'estremo saluto a Franco Bergamin, in cui il parroco Don Andrea Pernichele, che ha celebrato il rito, ha affidato più volte l'anima di Franco, anche proprio il suo umano sentire alla pietas e alla pietà di Dio. Un gesto d'affetto che abbiamo ripreso è quello appunto che c'è stato alla fine, quando entrambe le sorelle hanno posato una mano sulla cassa di Franco proprio ad augurargli buon viaggio. Ecco, nei telegiornali di questa sera vi faremo vedere insomma il servizio con tutte le immagini che abbiamo realizzato. Direi che da Tremignon di Piazzola sul Brenta è tutto. Ringrazio per la collaborazione tecnica Francesco Ratai e restituisco la linea allo studio. Grazie Chiara, grazie a Francesco Ratai. Come diceva la collega, poi nei telegiornali di questa sera andremo a vedere più nel dettaglio questa cerimonia, chi c'era e le parole naturalmente del parroco. Adesso, come vi anticipavo, facciamo un po' il punto sulla contromanifestazione e il corteo di Casa Pound che ci saranno oggi pomeriggio a Padova. Allora dalle 16 appunto Casa Pound sfilerà in Corso Milano, ci sarà dalle 20 la contromanifestazione antifascista, il Centro Sociale Pedro ha annunciato un presidio, immaginabili naturalmente dispositivi di sicurezza imponenti per evitare che i conflitti degenerino lungo le strade della città. Andiamo a sentire il programma di quello che è di fatto un sabato blindato a Padova.
Il corteo di Casa Pound in Corso Milano a partire dalle 16, il presidio del centro sociale Pedro a Palazzo Moroni nel pomeriggio e un corteo di CGIL, ANPI e altre sigle e associazioni che partirà da Piazza Antenore alle 20 e poi sfilerà per le vie del centro fino all'Iston. Questo dovrebbe essere il quadro generale delle manifestazioni e cortei in programma in centro a Padova per un sabato che si preannuncia caldo e soprattutto blindato. Sarà un corteo che si svolgerà sabato pomeriggio, il punto d'incontro partirà da Corso Milano intorno alle 16, quindi è tutto confermato e appunto sarà un corteo dinamico. Nelle scorse ore anche un vertice delle forze dell'ordine per stabilire le ultime misure di sicurezza nel rispetto del diritto di tutti a manifestare. Casa Pound annuncia di avere l'autorizzazione formale nonostante qualcuno dubitasse. Le contromanifestazioni antifasciste che prendono spunto dall'annuncio del corteo di Casa Pound non impensieriscono il movimento di destra. Il corteo è autorizzato, quindi non capisco chi scriva il contrario. Non ci fa alcun tipo di effetto, noi marceremo e sfileremo nel pomeriggio, questi signori manifesteranno invece la sera. Il corteo di Casa Pound, lo ricordiamo, nasce in risposta all'aggressione di un mese fa a un banchetto per la raccolta firme in Prato della Valle ad opera di alcuni attivisti del centro sociale Pedro, poi identificati e denunciati dalla questura. Chiunque segua le manifestazioni di Casa Pound sa che non ci sono mai, come si può dire, momenti di tensione o problemi di ordine pubblico, sono delle manifestazioni sempre molto ordinate. E andiamo ai 2 arresti che ci sono stati nella zona della stazione di Padova in queste ultime ore. Sapete che la stazione è zona rossa, prima zona rossa del Veneto, di fatto quella di Padova. Un cittadino moldavo è stato bloccato dalla polizia per i furti sulle auto in sosta. Aveva già spaccato i finestrini a 2 auto in sosta in via Bassi il 38enne moldavo arrestato dalla polizia di Padova. A intervenire è stato un equipaggio delle volanti che transitava in zona ed ha sentito improvvisamente un rumore di vetri infranti. Notati 2 uomini armeggiare su un veicolo in sosta, i poliziotti sono riusciti a fermarne uno, identificato poi nel moldavo. Per lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma con vari precedenti penali, è scattato l'arresto. Il questore ha anche avviato le procedure per la revoca del permesso di soggiorno. Sempre nella zona della stazione, la polizia ha arrestato un 42enne tunisino irregolare in Italia che aveva venduto 2 flaconi di metadone a un altro straniero. E dunque, stando anche a notizie come queste, la zona rossa della stazione sta producendo i suoi effetti con più ordine e meno rischi per i cittadini, ne sono convinti gli esponenti padovani di Forza Italia. L'hanno definita una passeggiata, ovvero un giro a piedi per la zona della stazione e delle vie limitrofe, nel cuore della cosiddetta zona rossa, che per 2 mesi vede controlli intensificati da parte delle forze dell'ordine. I militanti padovani di Forza Italia sono soddisfatti. Quando tu pensi all'area rossa pensi al Covid. In realtà questa è un'area dove sono stati semplicemente intensificati i controlli. E il risultato poi noi l'abbiamo visto anche questa mattina nel corso della passeggiata, dove non si notano bivacchi, c'è una situazione che è assolutamente sotto controllo. Insomma, una situazione che per Forza Italia ora, in termini di controllo e presidio, non è più critica. Le polemiche sono pretestuose, ma il merito è tutto delle forze dell'ordine. Abbiamo constatato una cosa, Padova nella zona stazione era insicura, oggi è più sicura non per merito dell'amministrazione comunale e in questo caso ha fallito, no? La zona rossa è la dimostrazione del fallimento delle politiche di sicurezza nella città da parte dell'amministrazione comunale di oggi. Un miglioramento della situazione confermato da chi in zona stazione vive o lavora. Abbiamo sentito alcuni proprietari di immobili che sono molto preoccupati perché il loro valore sta rischiando di essere vanificato. Altre attività, per esempio qualche bar che conosciamo, qualche attività che erano molto preoccupati, stanno vedendo qualche risultato. Questa è la cosa molto più importante e positiva. Andiamo sull'home page, sul sito del Gazzettino, a vedere quelle che sono le notizie principali su cui punta oggi la pagina digitale del Quotidiano del Nord-Est. Allora, qui siamo a Maser, provincia di Treviso, passa a trovare l'amico e salva la mamma da un infarto col massaggio cardiaco. Il medico del SUEM che ha commentato: senza di lui l'avremmo persa, i corsi naturalmente di prima emergenza salvano la vita.
Supera di 11 km/h il limite di velocità, prende una multa da 180 euro, ma l'autovelox sulla Romea, siamo a Campagna Lupia, non è omologato, contravvenzione annullata. E invece c'è un caso che riguarda la cronaca sindacale da San Vendemiano, sempre nella Marca. Per l'azienda non è più in grado di lavorare e la sospende, operaia resta 50 giorni senza stipendio, poi l'ULSS ribalta tutto. La prima notizia riguarda le difficoltà di movimento di trasporto a Venezia, vaporetti pieni, turisti multati perché il biglietto, che dura 75 minuti, è scaduto nell'attesa. Ingiusto, abbiamo aspettato 4 battelli. È la protesta naturalmente dei turisti che si sono visti rifilare la sanzione. E poi naturalmente oggi c'è tutta la vicenda Palude, Morris Ceron, la sua versione ai PM sull'inchiesta, tempi scaduti, accuse infondate, c'è la memoria difensiva di Brugnaro che è stata depositata e vedremo più tardi se riusciremo poi oggi anche ad avere in voce il sindaco di Venezia che commenta il caso. Rissa in discoteca all'Anima di Spresiano, siamo a Treviso, per un bacio a una ragazza, coinvolto anche uno dei nipoti di Luciano Benetton. E poi guardate questa notizia, Pordenone, capitale della cultura, l'attacco da Reggio Calabria, solo un paesotto, si indaghi sulla vittoria. Questa è evidentemente la reazione che a quanto pare è arrivata per la nomina di Pordenone, capitale della cultura 2027, davvero incredibile. Torniamo alla cronaca adesso con il video shock della violenta aggressione subita da una studentessa minorenne di Spinea da parte di alcune coetanee delle baby bulle, prima postato sui social, poi cancellato. L'amministrazione comunale ha avviato una mappatura di questo fenomeno. Mi hai parlato? Mi hai parlato? Allora perché dicono di sì? Tu mi conosci? Non mi conosci? Mi conosci? È il video shock del pestaggio della studentessa minorenne di Spinea da parte del branco di coetanee, composto da 4 compagni di scuola con una quinta fuori campo che filma il tutto col telefonino. Mi hai sparlato, dice la bulla col piumino rosa, e giù il primo schiaffo, quindi il secondo e il terzo, mentre la stessa bulla le ripete a mantra per altrettante volte: tu mi conosci, mi hai sparlato? No, perché dicono di sì. Il tutto mentre un'altra col piumino nero, che si trova alle spalle della vittima, le tira un calcio, la strattona e poi le tira i capelli fino ad atterrarla, trascinandola sempre per i capelli. Tutte a guardare e a ridere anche del trofeo rimasto in mano all'ultima delle sue aguzzine, la ciocca di capelli che le hanno appena strappato, strazianti le urla della ragazzina bullizzata. Mi conosci? Ridono della violenza commessa, tutte tranne lei, la vittima, che ora sta in silenzio, impaurita, sola, senza nessuno a sostenerla, a darle conforto, di più ad aiutarla. Anzi, dalla brutale aggressione seguono pure le minacce sussurrate: non dire nulla, non denunciare, altrimenti la prossima volta sarà ancora peggio, le intimano. Ascoltami bene. Ascoltami bene. Se mi arriva una denuncia per uno schiaffo, La barbara violenza consumatasi qui in piazza Enrico Fermi in pieno giorno a Spinea viene però postata poche ore fa da un adulto sulla pagina Facebook Cosa succede a Spinea, con il video rimosso poco dopo dall'amministratore. Noi di questo video ovviamente abbiamo oscurato i volti delle bulle, il biasimo di tanta sconcertante violenza da parte del primo cittadino di Spinea, Franco Bevilacqua. Sì, certamente si tratta di un'aggressione pura, grave, però è anche l'unico episodio di cui noi siamo a conoscenza anche con le forze dell'ordine che stanno seguendo questi episodi.
Questo dunque l'avete visto, il report di quello che accade a Spinea. Andiamo a una novità proprio di questi minuti che riguarda le Olimpiadi di Cortina Milano 2026 perché Simico è stata costretta a cancellare la gara per l'aggiudicazione di un impianto, quello di Apollonio Socrepes, ritenuto assolutamente fondamentale, questo in seguito alla diffusione di alcune notizie apparse sulla stampa con i nomi delle ditte. Vediamo il servizio che ha realizzato la redazione di Belluno. A seguito della diffusione di notizie apparse sulla stampa in cui venivano riportati i nomi delle ditte che avrebbero partecipato per prequalificazione indetta nell'ottica della realizzazione dell'impianto di risalita Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo, Fabio Saldini, commissario di governo e amministratore delegato di Simico, ha deciso di annullare la gara nel rispetto delle norme del Codice degli Appalti, a garanzia della legalità degli atti e della loro trasparenza. Si ravvisa infatti che a gara in corso, prima ancora della ricezione delle offerte, si trattava in questa fase di una mera qualificazione delle imprese concorrenti, la diffusione dei nomi dei presunti partecipanti è ritenuta grave e inaccettabile, poiché la pubblicizzazione di tali dati è illecita ai sensi del Codice Appalti. La società si riserva ora di valutare con la massima urgenza, già nelle prossime ore, una nuova procedura che possa rispettare i termini più stringenti per non compromettere la realizzazione dell'opera strategica in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026. E non ci sono solo gli impianti al centro del dibattito e dell'attenzione naturalmente in vista dei giochi invernali del 2026, c'è il tema della mobilità che non è decisamente di minore interesse. Sentiamo. Le Olimpiadi invernali 2026 si avvicinano a passi da gigante. Una delle questioni principali è quella della viabilità, di cui si è discusso in un convegno promosso da Will Trasporti. La mobilità delle persone è un qualcosa che è fondamentale nella vita comune, diventa particolare quando c'è un accesso di tantissimo turismo e di tantissima invece attenzione anche a livello mondiale per un evento eccezionale. Per cui riteniamo che bisognerebbe dargli attenzione e dargli sostanza anche per il futuro. Le infrastrutture sono importanti prima, durante, ma anche e soprattutto dopo. A Cortina non si arriva né in aereo né in autostrada e neppure, come è stato chiarito proprio dai rappresentanti di RFI, in treno. Per le Olimpiadi verrà realizzato un hub a Ponte nelle Alpi, ritenuto più conveniente rispetto a Calalzo, dove si prevede possano arrivare 16.000 spettatori al giorno. Determinante infine il completamento delle varianti in opera, mentre si sa già che quella di Longarone è prevista per tempi a venire. Sono tante le sfide, intanto completare le opere infrastrutturali e quindi le 3 varianti di Valle di Cadore, Tai di Cadore e San Vito di Cadore, poi partire con la grande opera olimpica che è la variante che dovrebbe completarsi nel 2028, il completamento, almeno la partenza del restyling della parte ferroviaria delle stazioni e quindi su questo si sta lavorando a Calalzo, a Ponte nelle Alpi, a Longarone, a Belluno e Feltre e poi ovviamente tutto quello che significa trasporto degli spettatori e dei turisti che andranno nelle Dolomiti. Torniamo alla cronaca di queste ultimissime ore. Allora ripartiamo da Padova perché c'è stato un incendio nella notte in un appartamento al primo piano di un condominio di via Manara. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Padova e supportate anche dai volontari di Borgoricco con 3 autopompe, un'autoscala e 16 operatori. L'incendio si è originato da un piano cottura della cucina ed è stato prontamente spento, evitando naturalmente che venisse coinvolto l'intero appartamento, che tuttavia ha riportato gravi danni sia per le fiamme che per il fumo ed è stato dichiarato temporaneamente inagibile. I 2 residenti hanno dunque dovuto trovare una sistemazione alternativa. Sul posto anche i carabinieri e un'ambulanza del SUEM 118, naturalmente come accade in questi casi a titolo innanzitutto precauzionale. Maltempo, c'è anche questo fronte da monitorare in queste ore. Sappiamo che c'è un'allerta che prosegue anche per la giornata di oggi e la zona del Veneto occidentale è quella maggiormente monitorata. Vicenza rimane in allerta gialla comunque fino a domani, domenica. È arrivato intanto il via libera per i ristori dei danni delle alluvioni di maggio 2024 che hanno colpito l'Alto Vicentino.
Maltempo intermittente è ancora stato di attenzione nel bacino del Bacchiglione per precipitazioni intense previste da stasera fino a domenica. Si conferma la previsione di ieri. Vicenza resta in allerta gialla per rischio idraulico fino alle prime ore di domenica. Sorvegliati speciali Bacchiglione e Retrone, dove si monitora l'innalzamento dei livelli. Già da ieri il bollettino della Regione del Veneto dava la nostra zona, la città compresa, in uno stato di attenzione, quindi di colore giallo, soprattutto sotto un profilo idraulico, motivo per il quale abbiamo messo in preallarme un po' tutto il settore. Siamo pronti, qualora dovesse essere necessario, ad intervenire. Verosimilmente comunque le precipitazioni anche nella giornata di oggi dovrebbero essere importanti, ma sia in città che in montagna, però non dovrebbero creare grossi problemi. Maltempo che si affaccia alla primavera che lo scorso anno ha messo in grossa difficoltà i comuni dell'Alto Vicentino, che a maggio 2024 hanno subito gravi danni per le alluvioni. Per loro è arrivato il via libera ai ristori per le spese sostenute dai comuni, che per il Vicentino ammontano a 2,6 milioni di euro della prima tranche per 14 comuni. Se a Malo arriveranno 1.800.000 euro a sostegno della ricostruzione del Ponte delle Galline trascinato via dall'Ivergon, e a Isola Vicentina 420.000 euro, Monte di Malo, che fu tra le aree più colpite da quell'ondata di maltempo, beneficerà di 500 euro, somma che ha fatto tuonare il sindaco, che non ci sta alla luce delle spese già effettuate per far fronte a frane, rotture di strade e argini, allagamenti che hanno flagellato il territorio. Un'ordinanza con la quale si stanzia per Monte di Malo, che ha anticipato solo per i giorni del 15 e del 16 maggio quasi 180.000 euro, una rifusione di 500 euro. Francamente sono costernato, allibito, amareggiato ed arrabbiato per questa situazione che ci mette veramente in serie difficoltà. Se vogliono distruggere o sopprimere i piccoli comuni, lo facciano con una legge, in maniera tale da non toglierci l'ossigeno con risorse che noi piccoli comuni abbiamo già anticipato. Ho già contratto nel 2024 4 somme urgenze, 3 debiti fuori bilancio per oltre 265.000 euro, e mi adopererò in tutte le sedi per riuscire ad avere ciò che ci spetta, quello che abbiamo anticipato. Allora, tra l'altro ci sono i nostri vigili del fuoco, ma sono in allerta anche i volontari della protezione civile per dare soccorso alle popolazioni che dovessero averne ulteriore bisogno, sia in Toscana che in Emilia Romagna. Tra l'altro da Firenze arriva un primo report dei vigili del fuoco che parlano di situazione in miglioramento in Toscana. Da 24 ore sono impegnati più di 500 pompieri laggiù per fronteggiare i danni causati dal maltempo, 430 gli interventi svolti finora tra Firenze, Prato, Pisa e Livorno per operazioni di soccorso, allagamenti, frane, dissesti statici e la messa in sicurezza di alberi pericolanti. Sapete appunto, come detto, che anche in Emilia Romagna la situazione è monitorata con grandissima attenzione, ci sono le piene dei fiumi che mettono paura. Poi d'altro canto, dopo tutto quello che è successo purtroppo negli ultimi 2 anni in Emilia Romagna, la situazione è davvero sempre molto molto delicata e monitorata con attenzione. Allora, regia, vediamo se c'è il nostro Cristian Arboit. Lo vedo in diretta, siamo a Valdobbiadene, perché è stato individuato un 51enne che aveva investito un proprio compaesano lì a Valdobbiadene qualche sera fa, era l'11 di marzo, non si era fermato a soccorrerlo purtroppo, ma ineluttabilmente è arrivata, naturalmente, è arrivato il provvedimento dei carabinieri che sono riusciti a rintracciarlo, e qui si ripropone purtroppo il tema non solo della sicurezza in strada, dell'attenzione che bisogna porre, ma anche della coscienza che bisogna avere nel fermarsi a soccorrere chi rimane a terra. Cristian, a te. Buongiorno Lina, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Renato Capoia che sta curando la parte tecnica e che ti mostra via Garibaldi, dove nella notte dell'11 marzo un uomo, adesso sappiamo la sua identità, un 51enne di Valdobbiadene, ha investito con la propria auto un 62enne sempre di Valdobbiadene.
Valdobbiadene, lo ha investito e poi si è dato alla fuga omettendo il soccorso, ma in 3 giorni i carabinieri sono riusciti a identificarlo con un controllo incrociato di sistemi di videosorveglianza e targa system. Hanno quindi identificato la sua Peugeot bianca che all'indomani dell'incidente non aveva uno specchietto retrovisore, che poi nei giorni successivi è magicamente comparso. Quindi questo 51enne di Valdobbiadene ha commesso un passo falso ed è stato incastrato anche per questo dai carabinieri, che poi hanno anche effettuato un sopralluogo nella sua abitazione e da lì insomma ci sono pochi dubbi. È sicuramente lui il pirata della strada che appunto nella notte dell'11 marzo non ha prestato soccorso a questo 62enne che fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Qui con me c'è il sindaco Luciano Fregonese, il sindaco di Valdobbiadene, anche per commentare un altro dettaglio. Che dettaglio non è, ovvero questo 51enne che adesso dovrà rispondere di un rosario di contestazioni, lesioni ma anche omissione di soccorso, era già noto per precedenti specifici, per guida in stato di ebbrezza. Questo appunto, ripetiamolo sindaco, è un particolare che particolare non è. No, non è un particolare, va detto che appunto non essendosi fermato nel momento dell'incidente, l'accertamento sul posto dell'eventuale stato di ebbrezza non è potuto avvenire, quindi non si può dire se in quella sera le sue condizioni fossero idonee alla guida. Ad ogni modo questa strada è ben illuminata, quindi vuol dire, o si tratta di distrazione o comunque il fatto ha la sua gravità, anche per il fatto che non si sia fermato a prestare soccorso e a chiedere aiuto e soccorsi, anche perché presumo, anzi sono certo che in quell'istante non si potesse capire la gravità, le condizioni del malcapitato, per cui prestare soccorso non è solo una missione di responsabilità, ma è soprattutto la possibilità anche di salvare una vita in condizioni ben più gravi, quindi è doveroso in qualsiasi condizione fermarsi e prestare soccorso. E poi tutta questa storia ci insegna che le telecamere, i targa system stanno facendo la loro parte e fanno la loro parte nel momento delle indagini. Assolutamente, mi congratulo con il comandante della stazione locale di Carabinieri Riccardo Mallardi e con tutti i suoi collaboratori, perché in 3 giorni dalla visione delle riprese delle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale e dai portali letture targhe sempre comunali ha potuto prima accertare appunto dalle telecamere che quest'auto aveva e non aveva lo specchietto. Poi con le portali letture targhe ha potuto identificare in maniera certa e univoca la targa e quindi il proprietario del mezzo. Quindi a tutti, insomma, il monito è in ogni caso i controlli ci sono e le forze dell'ordine ci sono, per cui a maggior ragione non ha proprio senso non fermarsi e rispondere alle proprie responsabilità sul fatto, perché poi le aggravanti ci sono. Fortunatamente, giustamente ci sono e vengono applicate sicuramente, come in questo caso. E quanti occhi elettronici ha Valdobbiadene? Abbiamo circa una 50ina di telecamere e 8 portali di lettura targhe in tutti gli accessi e andremo a potenziare prossimamente ulteriormente questo sistema di videosorveglianza. Grazie sindaco Luciano Fregonese. Lina, 2 flash velocissimi. Il primo ci porta a Follina, dove restano gravissime le condizioni della 50enne di origini albanese che è stata investita nelle sere scorse da un 59enne di Cison. La donna è in condizioni ancora molto critiche al Cafoncello. E poi Colle Umberto, ieri sera si sta indagando, si sta tentando di fare luce su un episodio, un minorenne alla guida di un'auto che per questo appunto è finita in un fosso. Anche qui è una vicenda che tenteremo di appurare e verificare nelle prossime ore. Così dunque sulle strade della Marca Trevigiana, da via Garibaldi per il momento, da San Vito di Valdobbiadene è tutto, con Renato Capoia, a te la linea.
Grazie Cristiana Arboite, Renato Capoia, grazie al sindaco naturalmente. Sì, a Maser questo episodio, ieri sera intorno alle 21, minorenne, non c'è stato dato il dato esatto dell'età, che appunto ha preso la macchina, l'avete sentito, dei genitori ed è finito fuori strada ed è in condizioni serie, ennesima anche questo atto avventato purtroppo sulla strada. E poi c'è stata una vera e propria tragedia sfiorata nella giornata di ieri, qui vicino alla nostra sede, siamo a San Biagio di Callalta, dove un tir ha perso un carico di 28 tonnellate di tralicci in cemento, tranciata di netto la cabina, ferito l'autista, nessun'altra persona è rimasta coinvolta. All'origine ci sarebbe il tentativo di evitare l'impatto con un mezzo delle poste e sul caso indaga la polizia locale. 28 tonnellate di tralicci cemento, ovviamente caricate sopra un mezzo che ha la sua massa primaria e un carico da 44 tonnellate massima completa. Ecco, ma questi tralicci poi hanno perforato anche la cabina? Cos'è successo? No, sono traslati in avanti completamente e il colpo stesso ha tranciato la cabina di netto del camion. Per fortuna non sono entrati in cabina, hanno dato il colpo e per fortuna i giunti della cabina si sono tranciati, altrimenti saremmo qui a parlare di altri problemi, perché veramente l'autista altrimenti staremo qui parlando di una persona che non c'è più. È la cronaca di una tragedia sfiorata, quella che si è registrata sulla Postumia poco dopo l'ora di pranzo, con un mezzo pesante che ha perso il suo carico sull'asfalto. Alla guida un 58enne trevigiano, da 10 anni dipendente della Man Group, azienda di San Biagio di Callalta, che da qui dista qualche centinaio di metri. Antonio Tiveron ne è il presidente ed è stato tra i primi ad accorrere sul posto e lui stesso a rassicurare sulle condizioni di salute del suo collaboratore, portato cosciente in ambulanza al Cafoncello. Ho sentito adesso l'autista, mi ha detto che sta bene, tanta paura, una gran botta, e adesso stanno finendo gli ultimi accertamenti, ma sta bene, perlomeno fisicamente sta bene. Le ha spiegato la dinamica? Lui ha detto che davanti di lui la macchina del postino ha frenato di colpo e ha girato a destra e lui non è riuscito praticamente a frenare, prima ha già dovuto frenare di colpo e quindi il carico gli si è traslato avanti. E infatti mi ha chiesto: è ancora lì la macchina del postino? Ho detto sì, guarda, adesso qua ci sono il comandante dei vigili che lo sta intervistando. Sul posto, accanto a polizia locale, carabinieri e anche i vigili del fuoco, a loro con l'autogru è toccato il delicato compito di sgomberare la carreggiata e mettere in sicurezza l'area. Traffico deviato sulle laterali, con la situazione rientrata nella normalità solo nel primo pomeriggio. Allora andiamo adesso in diretta da Bassano del Grappa col nostro Mirko Cavallin per parlare della questione tribunale, ospiti 2 avvocati. Mirko, a te cosa dici? Andiamo a sentire prima il servizio, direi, sulla lettera che è arrivata dai sindaci e poi lo facciamo commentare. Gestisci pure tu, sentiamo. Perfetto, allora vediamo il servizio di Ferdinando Garavello che parte da questa lettera dei 28 sindaci dell'Alto Vicentino e poi la replica ai nostri 2 ospiti. Bisogna corroborare il Tribunale di Vicenza e non aprire quello della Pedemontana, che appare un progetto nostalgico e anacronistico, inidoneo a garantire al nostro territorio una giustizia di qualità. Si chiude così, con una richiesta perché il progetto del Tribunale della Pedemontana venga abortito prima ancora di vedere la luce, la lettera che 27 sindaci dell'Alto Vicentino, e non solo, hanno sottoscritto e inviato al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il documento è sottoscritto dai sindaci di Breganze, Caltrano, Carré, Chiuppano, Cogolo del Cengio, Fara Vicentino, Lugo, Malo, Marano, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Piovene Rocchette, Posina, Requaro Terme, San Vito di Leguzzano, Sant'Orso, Salcedo Sarcedo, Schio, Tiene, Torre Belvicino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velodastico, Villaverla, Zanè e Zugliano. La lettera prende le mosse dalla richiesta di intervento formalizzata dal fronte civile del no, ovvero dai presidenti degli ordini degli avvocati di Vicenza, Padova e Treviso. Una dinamica piuttosto rara, quella che vede i sindaci chiedere al governo di negare qualcosa al territorio, al proprio territorio tra l'altro, visto che fra Bassano e alcuni dei comuni firmatari ci sono meno di 20 km di distanza. Le motivazioni? Tra le altre, quelle già sentite più volte e smentite ancora nel 2023 dal Guardia Sigilli.
Già, perché se i sindaci scrivono che la frammentazione duplica i costi e indebolisce tutte le sedi vecchie e nuove che dovranno spartirsi le già scarse risorse disponibili, il ministro rispondeva così quasi 2 anni fa. Laddove si dovesse arrivare a una riapertura di 1, 2, 3, 4 di queste strutture a suo tempo soppresse, questo non avverrebbe mai, e sottolineo mai, a discapito degli uffici vicini. Il ministro ribadisce proprio che il personale sarebbe l'ultimo dei problemi. In poche parole, non sottrarremo mai né magistrati né collaboratori amministrativi per creare o ricreare questi nuovi. Insomma, la battaglia si infiamma proprio nei giorni in cui pare che il progetto di legge annunciato dal sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove per la riapertura del Palazzo di Giustizia stia galleggiando, giusto per dare un'idea della situazione, nei pressi della scrivania del ministro. Il momento è delicato di quelli da dentro fuori, ora o mai più. Ora o mai più. Intanto a Vicenza c'è una manifestazione che sostiene appunto la linea dei sindaci dell'Alto Vicentino. Qui da Bassano come rispondono 2 avvocati del comitato per il Tribunale della Pedemontana? Partiamo dall'avvocato Antonio Mauro. Insomma, anacronistico, costoso, inutile, come risponde? Allora, buongiorno a tutti intanto. Allora, la protesta che è stata messa in atto dai sindaci che hanno inviato questa lettera al Ministro è una protesta sterile e priva di contenuto. Viene da chiederci se questi signori abbiano preso visione del progetto del Tribunale della Pedemontana, anche perché in questa lettera non si fa alcun cenno alla criticità del progetto. Tengo a ribadire che il nostro gruppo, il Comitato per il Tribunale della Pedemontana, si è comportato in maniera molto diversa, nel senso che ha sempre creato il confronto e voluto il confronto con i cittadini, con le forze economiche rappresentative, con i vari sindaci del territorio. E noi ci aspettavamo da questo comitato, da questo gruppo avversario, diciamo, un atteggiamento diverso, costruttivo, dove ci saremmo potuti incontrare e confrontarci sui contenuti. Avvocato Francesco Savio, qui siamo in uno degli elementi che comporrà, usiamo il futuro, la cittadella della giustizia a Bassano. È chiaro, qua siamo nella cittadella della giustizia composta da 3 immobili, 2 già esistenti prima col vecchio Tribunale di Bassano, uno costruito apposta per l'ampliamento del Tribunale di Bassano. Il progetto tanto criticato e molto non conosciuto, diciamo, da chi lo critica, perché non ci sono mai critiche riferite al progetto, ma sempre discorsi generali sul sesso degli angeli. Allora, il problema qual è? Che questo, al contrario di quanto viene inteso, non è un ritorno all'antico, un torniamo indietro, torniamo a dei tribunalini piccoli, come falsamente affermano tutti coloro che sono contrari al Tribunale Pedemontana. Il progetto del Tribunale Pedemontana l'abbiamo fatto noi avvocati qui a Bassano ed è stato accolto dal Ministero, è stato costruito insieme con la Regione Veneto proprio per dare valore a un'area come quella pedemontana che, possiamo dirlo fortemente, è sempre stata trascurata dai 3 tribunali principali. Ecco, tra l'altro, Lina, e lo ricordo ai nostri telespettatori, noi stiamo raccogliendo varie voci di altri sindaci, Alta Padovana ad esempio, ovviamente tutto il comprensorio del Bassanese, ma anche l'Ovest Trevigiano, che invece, avvocato Mauro, dicono sì. Ma sicuramente dicono sì perché il loro territorio rientra proprio in questa zona omogenea che è stata progettata della Pedemontana, che oggi ha ancora più valore perché è attraversata da questa arteria importante della nuova Pedemontana stradale, che sta creando proprio un accentramento del centro di interessi delle aziende proprio attorno a quest'area qui. Per cui oltretutto il Trevigiano è a pochi chilometri da Bassano, è qui vicino, per cui sicuramente c'è un grosso interesse per
portare il Tribunale della Pedemontana qui nella città di Bassano. Questione costi, e con questa chiudiamo, avvocato Savio. Dicono appunto dalla parte vicentina che i costi si moltiplicano. È un'altra stupidaggine. Allora, parliamoci chiaro, col PNRR il governo italiano ha acquisito dei fondi per sistemare la giustizia, nel senso di sveltire i tempi della giustizia con possibilità di assumere magistrati, personale e le attrezzature necessarie. Allora, nei fondi del PNRR non si parla di immobili, ma di strutture, di personale e di strumentazione. Allora, questo tribunale che l'immobile ce l'ha, pronto ad essere utilizzato, perché è sempre stato utilizzato per questo lavoro, e la Stabile Nuovo è lì pronto, come avete visto, basta metterci dentro personale e strumenti, chiederà solo i fondi del PNR. Quindi i soldi ci sono, i soldi arrivano dall'Europa, non vengono portati via a nessuno perché sono dedicati a questo, e per quanto riguarda personale e magistrati, che non mi vengano a raccontare la storia che li portiamo via a Vicenza, primo perché non li vogliamo, secondo perché il Ministro è stato chiaro nel dire che nel giro di 2 anni, tra questo e il prossimo anno, non ci saranno problemi di organico, per cui sta manfrina che andiamo a prendersi i pezzi di Vicenza è una stupidaggine. Qui abbiamo l'occasione unica di avere il miglioramento dell'esercizio della giustizia in Veneto, con un ulteriore tribunale che fa il suo lavoro, ok? Che quando partirà toglierà lavoro a Vicenza, a Padova e a Treviso, rendendo più efficienti i loro inefficienti attuali tribunali. Più di così. Più chiaro di così, allora, ma è una vicenda che credo nei prossimi giorni e settimane andrà ancora a dire molte cose. Con Renzo Rigoni alla parte tecnica, ringrazio gli avvocati Mauro e Savio. Da Bassano è tutto, buona giornata a te Lina. Grazie Mirko, grazie naturalmente ai colleghi e agli ospiti. Noi ci fermiamo velocemente per qualche istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo con altri collegamenti e altre notizie. Eccoci di nuovo in diretta, bentrovati, Focus TG, andiamo subito in diretta da Longarone con Lucio Zanato, che vedo con Luca De Carlo ad Agrimont, la manifestazione dedicata all'agricoltura di montagna che ha preso il via oggi. Lucio, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, siamo qui per parlare dell'agricoltura di montagna. Siamo con il senatore e presidente di Commissione Agricoltura in Senato, Luca De Carlo. Lei oggi è venuto qui, abbiamo parlato addirittura di sicurezza in montagna, però lei ha dato dei dati importanti per quanto riguarda l'agricoltura di montagna. Uno, non è bellissimo, in Italia il 35% del territorio è cresciuto però di bosco. Sì, questo dovrebbero dirlo gli ambientalisti da salotto, quelli che sono felici che sia aumentato il bosco. Peccato che non è aumentato a discapito del cemento, ma è aumentato a scapito dei pascoli, e su questa è una tendenza che dovremmo invertire. Perché? Perché il pascolo è per antonomasia l'allevamento più estensivo, quello che meglio mantiene il territorio e quello che soprattutto ci consente di regalare anche ai turisti, non solo ai residenti, un paesaggio straordinario. Su questo dovremmo lavorare. Ecco, da sindaco, ex sindaco di Calazzo, presidente della Commissione Agricoltura, qui l'abbiamo raccontato più volte anche in agricoltura, c'è un problema legato alle malghe. Cosa possiamo fare per tenere i malgari in montagna, nonostante i costi, nonostante le esigenze delle USL? Beh, insomma, i problemi sono tanti. Non ultimo quello del lupo, tra l'altro, che condiziona parecchio gli alpeggi. Il secondo è quello degli adempimenti per continuare a svolgere l'attività di casificazione, altrettanto annoso. Il terzo è quello di affitti che siano congrui per l'attività svolta. Io credo che su tutto questo si lavori sedendoci tutti intorno a un tavolo, perché non c'è una competenza sola, esistono tante competenze, ma la prima cosa che dobbiamo far capire è che quello è il vero allevamento estensivo e che gli allevatori sono custodi del territorio e non inquinatori. A certe persone questo messaggio non è ancora passato, purtroppo erano le stesse persone che hanno legiferato in questi ultimi 10 anni in Europa e che ci hanno portato, prima che il problema fossero i dazi, in una condizione oggettivamente difficile. Ma siccome abbiamo rovesciato questa visione in Italia
e il ministro Lollobrigida l'ha rovesciata anche in Europa, sono meno preoccupato rispetto a quanto fossi qualche anno fa. Ecco, l'ultimo dato lo diamo in positivo per i nostri telespettatori. Qui abbiamo sentito il preside dell'Istituto Agrario della Lucia di Feltre, che è l'Istituto Agrario dell'Agricoltura di Montagna. In aumento le iscrizioni, in aumento le ore di alternanza scuola-lavoro, quindi attenzione delle aziende, in aumento anche le convenzioni. 640 imprese hanno convenzione con l'istituto. Cosa vuol dire? L'agricoltura di montagna è giovane? Vuol dire che i giovani finalmente hanno capito l'importanza di un settore che si chiama primario e che rappresenta in montagna non soltanto l'agricoltura, ma rappresenta il turismo, rappresenta la volontà di permanere a vivere in questi territori, e credo che il record quest'anno di iscrizioni appunto al nostro istituto agrario rappresenti il miglior segnale possibile. Poi ci sarà un altro segnale che dobbiamo monitorare, cioè quanti di quei ragazzi trovano un lavoro per il quale hanno studiato, e quello credo sia importante per la politica, anche creare le condizioni perché i nostri ragazzi possano lavorare sulle cose che amano. Grazie senatore, grazie. La lasciamo per diciamo così, l'inaugurazione, però un'ultima battuta, se ho un minuto di tempo la vorrei rubare. Vediamo se ci riesco, senza che si arrabbi, la vorrei rubare al nostro assessore all'agricoltura. Qui abbiamo sentito giovani che arrivano, che si iscrivono, un aumento di giovani della Lucia, però abbiamo anche maglie che chiudono, Altopiano di Asiago oltre 20 pare che non riapriranno, Grappa ce ne sono 2 quasi sicuramente. La Regione cosa può fare per questa agricoltura di montagna? Beh, innanzitutto abbiamo dei chiari e scuri, nel senso che per quanto riguarda i giovani ricordo che il bando che sta uscendo e che sta chiudendo ha visto finanziati tutti i giovani che hanno fatto richiesta nel CSR, quindi insomma nei nostri bandi regionali per l'agricoltura. 90 su quasi 300 provengono dal territorio montano, quindi questa è una bellissima diciamo, notizia, che significa che i giovani che credono in agricoltura vengono finanziati. Per quanto riguarda le malghe invece il tema è diverso, gran parte di queste malghe sono di proprietà comunale, hanno delle difficoltà non solo diciamo, a mettere in gara queste stesse maghe, ma anche a fare gli interventi minimi previsti anche dai regolamenti europei, e quindi il problema è che il gestore poi va in difficoltà perché non ha le capacità. L'unica cosa che possiamo fare come Regione Veneto, noi non siamo proprietari di queste maghe, è di creare un tavolo diciamo degli enti locali e far presente che il rischio dell'abbandono di queste maghe significa l'abbandono di prati pascoli, significa l'abbandono della biodiversità, significa anche creare problemi idrogeologici, perché se abbandoniamo la montagna questo si riversa anche in pianura, e questo è un problema che noi possiamo diciamo, portare a galla, però ci vuole un impegno da parte degli enti locali a capire che devono agevolare l'assegnazione di queste maglie. Quindi praticamente voi convocherete giù a Palazzo Balbi tutti i comuni interessati? Sì, i comuni quali hanno diciamo, maglie di proprietà, che sono la gran parte, perché queste maglie o sono proprietà private, ma lì mi risulta che i problemi siano inferiori, mentre mi risulta che ci siano più problemi appunto rispetto a quelle maglie di proprietà comunale che vengono date in concessione tramite dei bandi. Ecco, qui ci sono delle difficoltà di assegnazione e anche di mettere a norma queste maglie. Ovviamente i comuni dicono da parte loro che non hanno le risorse a disposizione, però è anche vero che ognuno deve fare la propria parte, quindi insomma cercheremo di farci partecipi di questo grido di dolore. E con questa promessa io ti restituisco la linea, sperando che l'agricoltura di montagna continui a essere florida come ci aspettiamo. Grazie Lucio Zanazzo, grazie agli ospiti. Allora torniamo invece a quello che si vive nei capoluoghi. Siamo a Vicenza, in Campo Marzo, la zona del Quadrilatero, che restano obiettivi sensibili per quanto riguarda lo spaccio di droga e il degrado. Continuano i controlli e soprattutto la questura prosegue con i DASPO rispetto a quella che è di fatto diventata una zona rossa. Sentiamo. Sicurezza e degrado a Campo Marzo. Questa zona di Vicenza si conferma essere la zona calda per quello che riguarda lo spaccio e il consumo di droga, e soprattutto per quello che significa in termini di sicurezza, dicevamo, per i cittadini che girano e attraversano questa parte della città. Incessante però è l'azione delle forze dell'ordine, dei NOS, della questura dei carabinieri e con provvedimenti anche molto, molto importanti. Ecco, l'ultimo episodio risale a 2 giorni fa. Il questore di Vicenza ha emesso 2 divieti di accesso e stazionamento nelle vicinanze degli esercizi pubblici DASPO Willy nella zona di Campo Marzo per la durata di 2 anni nei confronti di 2 persone sorprese a cedere sostanze stupefacenti già denunciate negli scorsi giorni.
In particolare, a seguito di un controllo per il contrasto allo spaccio a Campomarzo, gli agenti dell'unità NOS della Polizia Locale di Vicenza hanno individuato un uomo che si era incontrato con un altro e si erano poi nascosti dietro una macchina parcheggiata con fare sospetto per scambiare qualcosa. Gli operatori avevano anche trovato nelle loro tasche 32 involucri di cocaina ed eroina. Di fatto questa zona è diventata una zona rossa, anche se non ufficialmente. L'utilizzo del DASPO Willy è un'azione efficace che la questura e soprattutto il questore Francesco Zerilli sta utilizzando. Ricordiamo, oltre a questi 2 dell'altro giorno, 5 solo erano stati emessi sabato scorso. Un'azione incessante della questura per limitare e soprattutto per contrastare fenomeni di criminalità e soprattutto i soggetti che si rendono autori di episodi incresciosi, soprattutto parlo delle spaccate, ancora in corso le indagini, e soprattutto chi si macchia di questi reati legati alla droga. Si tratta della giusta e normale adozione di provvedimenti tipici del questore che colpiscono soggetti normalmente pregiudicati che in certi contesti ambientali, spazio-temporali, hanno agito in un modo appunto da suscitare un certo allarme sociale. A quel punto è possibile, se sussistono i presupposti, per il questore emettere dei provvedimenti, come ad esempio il DASPO urbano, che intima a quel soggetto di non poter più frequentare una certa zona, una certa area per un certo periodo di tempo. In zona Campomarzo, per esempio? Sì, ho emesso diversi di questi provvedimenti, ma non sono soltanto riferibili a quella zona. Sono stati emessi in un ambito esteso, riguardano tutta la provincia. Molti di questi provvedimenti sono stati emessi su proposta dell'Arma dei Carabinieri in contesti della provincia dove loro chiaramente hanno una maggiore attività di controllo del territorio, e quindi è un lavoro che va fatto in sinergia. Grazie a Daniele Garbini e Andrea Benetti. Allora, dal questore di Vicenza a quello di Belluno, perché poi l'attività della Polizia di Stato naturalmente è anche e soprattutto a favore delle fasce di popolazione più debole. Dunque, ad Alleghe, ospiti dell'Università Adulti e Anziani di Belluno, sezione Alto Cordevole, il questore, eccolo qui, Roberto Della Rocca, ha incontrato un'ottantina di studenti, chiamiamoli così, per informarli sul tema delle truffe e dei raggiri. Ha illustrato le modalità più frequenti che possano avvenire a casa come per strada, oppure che possano attuarsi con la più classica chiamata telefonica, dove viene simulato ad esempio il finto incidente provocato da un familiare per il quale i truffatori chiedono soldi affinché il parente non venga denunciato. Per questi motivi è importante chiamare sempre i numeri di emergenza per verificare l'identità di chi si presenta alla porta di casa, segnalando con tempestività l'accaduto. Vedete, un incontro piuttosto partecipato ad Alleghe con gli anziani. Allora, vediamo se è collegata in diretta da Salgareda la nostra Edi Caliman. Sì, la vedo, con Tommaso Migot, perché a proposito di raggiri anche le attività commerciali purtroppo sono nel mirino di furti sempre più frequenti. Edi, a te, buongiorno. Lina, buongiorno, e buongiorno anche ai tuoi telespettatori. Ci troviamo in realtà da Ponte di Piave, abbiamo cambiato location proprio all'ultimo secondo perché è un po' il punto nevralgico di quello che sta accadendo in queste settimane nella zona. Tentate truffe e a volte truffe andate a segno nei negozi appunto tra Negrisia, Salgareda e Ponte di Piave. Si tratta soprattutto di macellerie, di persone che chiamano, fanno ordini consistenti anche da 1.000, 1.200, 1.300 euro, spacciandosi per delle persone molto note, delle famiglie molto note proprio di questi paesi. Fanno queste ordinazioni giustificando la grande quantità di carne richiesta, carne anche molto pregiata per delle cene importanti che dovranno fare, e poi chiedendo che potesse pagare successivamente al ritiro. Il ritiro sarebbe avvenuto da parte delle mogli di queste fantomatiche persone. Truffe che in 2 occasioni nella macelleria qui accanto, sono qui dietro di me, che Tommaso sta inquadrando, non è andata a segno. Si era presentato un signore poi che chiedeva il rimborso di carne che aveva poi scoperto essere andata male, rimborso che poi non è stato dato. C'è stato un po' di tensione tra i dipendenti e questo signore che pretendeva che gli venissero dati moltissimi soldi in cambio di questa carne presunta
andata a male, e a Salgareda invece il colpo è andato a segno, una truffa da 1.300 euro di carne ordinata consegnata, e poi a distanza di un mese nessuno era ancora passato a pagare. Chiamata la famiglia e l'azienda importante della zona, loro hanno confermato il fatto che di fatto non avevano eseguito nessun ordine. Ovviamente sono state tutti episodi segnalati ai carabinieri, alle forze dell'ordine. Sono truffe queste, ma stanno avvenendo anche moltissimi furti in queste settimane tra Negrisia e proprio anche Ponte di Piave. Siamo precisamente a Vigonovo. Ieri sera, tardo pomeriggio, un signore si è avvicinato alla pizzeria della zona, parliamo della pizzeria Pier Pizza, proprio sulla strada che da Ponte di Piave porta a Salgareda, e in un momento di distrazione ha rubato il portafoglio che il titolare teneva nascosto sotto la cassa. Se sei d'accordo, Lina, farei vedere l'intervista e con questo poi ti restituirei la linea. È entrato un tizio e mi ha derubato il portafoglio in cassa. In un attimo di secondo mi ero distratto dalla sua esigenza di bisogno, e è scappato in direzione Ponte di Piave, che dopo mi sono accorto più tardi di quello che è successo. Come si è avvicinato a te? Chiedendo aiuto, che io non facevo domande strane, che io le ho risposto in modo contrario a quello che, però io avevo capito che lui non era quello che presentava. Io ho provato a mandarlo via, a chiamare le forze dell'ordine, ho provato tanti modi per allontanarlo. Quando lui è andato via, ma ormai il fatto l'aveva già fatto, è che io non mi sono accorto come è che ha fatto sto gesto. Quindi che presumo che ti segue, ti sta l'occhio da tempo, perché comunque dei vicini ha avuto simile problema. Io avevo capito che voleva fare qualcosa, ma ero convinto che non avesse fatto niente alla fine. Purtroppo ho beccato le forze dell'ordine tutto qua e abbiamo specificato il dato. Questa è la testimonianza raccolta da Edi Caliman. Allora, un rapidissimo break, poi saremo in grado di proporvi un'intervista che ha realizzato la redazione di Venezia questa mattina al sindaco di Venezia Brugnaro. A tra poco. Eccoci qui, ultimissimi minuti di diretta. Allora andiamo a sentire le dichiarazioni di questa mattina fresche del sindaco di Venezia Brugnaro sull'inchiesta Palude dopo la deposizione della sua memoria difensiva. Sentiamolo. Sono allucinato sta roba qua, cioè i diritti delle persone, io non auguro a nessuno di finire in una situazione del genere. Dico, ma sulle carte si capisce, ci sono delle robe, mi hanno iscritto con un nome di fantasia. Procedura, mi dicono gli avvocati, ripeto, non sono un esperto, che non esiste praticamente. Ma poi comunque, anche se fosse, tu hai dei tempi per tenermi cioè ci sono dei tempi, ci sono dei diritti costituzionali. Guardate che oggi succede a me sindaco, ma domani può succedere a chiunque. E dico, ma se succede a chiunque, cosa fa questo qui? Mi hanno tenuto indagato per anni, non si può fare così. E spero che al limite arrivino le scuse prima o poi, perché non è possibile. Io veramente sono allibito, non posso fidarmi di una roba del genere. Se fosse sarà la magistratura, sarà i giudici terzi, ma terzi veramente, non di nome soltanto, a decidere sta roba qua. Ma speriamo non succeda ad altri sta roba qua. Lei potrebbe chiedere lo spostamento della sede in questo caso. Che spostamento della sede, io vado in tribunale, come dicevo prima. Io se dovesse essere, vado a fare il processo, ma dirò tutto, dico tutto quello che ho fatto anche io. E voglio capire perché sta roba qua si imbastisce così, perché è strana sta roba qua. Io sono sempre quello messo dentro con la condizione là di Perugia, con quello della finanza che ascoltava me, Crosetto e tutta una serie di altre gente di centrodestra. Io sono sempre quello che ha trovato la diffamazione del Domani, i giornalisti del Domani sono sempre quelli inquisiti, sono sempre lì in mezzo. Non è che faccio paura a qualcuno perché sono libero, non ho nessun padrone, non è che faccio paura a qualcuno. Per fatalità qualche mese prima, tutta sta cosina è venuto fuori prima del Domani, poi Report, fatalità qualche mese prima che poi si andava a eleggere il Presidente della Repubblica. Io avevo appena aperto Coraggio Italia. Non è che c'è qualcuno che ha paura di gente indipendente. Questi dunque i dubbi che ha manifestato Brugnaro. Allora siamo in chiusura, ma vogliamo andare a San Pietro Ingù, che ha ricordato oggi Giacomo Prandina, il partigiano morto 80 anni fa in campo di concentramento.
Un fiore che ricorda i colori della nostra Italia, il verde, il bianco, il rosso, posizionato proprio sulla pietra d'inciampo che ricorda Giacomo Prandina, partigiano Pier, morto nel marzo del 1945, 80 anni fa, nel campo di concentramento, meglio definito campo di annientamento di Mauthausen, dove era stato rinchiuso con il numero 115674. Una figura importante che il comune di San Pietro in Gu, dove Prandina era nato ed era cresciuto, ha voluto ricordare. Una figura che deve essere d'esempio, ha detto anche il sindaco, per tantissimi giovani. Un uomo che ha dato la sua vita per liberare l'Italia oppressa dal nazifascismo. Dobbiamo sempre ricordarci e studiare la storia per evitare che vengano ripetuti certi errori, e noi abbiamo tanti eroi che hanno sacrificato la propria vita con atti di vero coraggio e altruismo. Questi sono i veri esempi e gli eroi che dobbiamo seguire, devono essere un esempio per i nostri giovani, e quindi come pubblica amministrazione, come istituzioni dobbiamo continuare a ricordarli e a mostrare ai nostri ragazzi quali sono i veri esempi. Nipote di Giacomo Prandina, che effetto le fa oggi ricordare la figura di questo personaggio, del partigiano Pier? Io sono molto onorata che ci sia tutta questa gente per ricordare la figura di Giacomo. Lui ha sempre vissuto, non l'ho mai conosciuto, però ha sempre vissuto nella mia famiglia come uno sempre presente, e non solo per noi ma anche per tutte le persone che lo hanno conosciuto e che negli anni hanno sempre frequentato la casa e ce l'hanno ricordato con tanti gesti, con tanti aneddoti, facendoci vedere veramente che figura importante è stata non solo per noi come famiglia ma anche per la comunità e per il territorio. Vengono sottolineati anche nei messaggi, nei ricordi che abbiamo letto, nelle testimonianze che abbiamo letto, la forza, il coraggio e la bontà d'animo. Sì, decisamente era una persona con uno spirito di altruismo che è difficile riuscire a trovare. Veramente un eroe della Porta Accanto, che ha da insegnare molto a tutti noi ancora adesso. Quello che mi chiedevo in questi giorni era: che senso ha commemorare, no? Ha senso soltanto se noi riusciamo a capire dagli esempi della sua vita che cosa possiamo fare e agire per non ritrovarci nella stessa situazione in cui si è trovato lui. Nessuno si augura di dover morire o di dover sacrificare la sua vita, però tutti possiamo fare ogni giorno delle cose per cambiare la nostra vita da vicino, e poi un po' alla volta. È chiaro che i problemi sono grandi, ma cominciamo a risolvere quelli piccoli da vicino. Su queste parole noi ci fermiamo, grazie a Mattia Pizzai e Andrea Basso in regia. Come sempre vi do appuntamento ai telegiornali della sera, un buon pomeriggio a tutti, arrivederci.